Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato ai pendolari e ai treni che non ci sono, che sono stati eliminati con l'avvento dell'orario cadenzato e sono stati tagliati anche con l'orario estivo. Ne parliamo con Margherita Botter, che è portavoce del Comitato Pendolari Veneto Orientale. Grazie Margherita Botter di essere qui con noi. Allora, diciamo che con lo tsunami dell'inchiesta Mose avete perso un grande interlocutore, Chisso. Sì, adesso le sue mansioni sono passate al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e noi speriamo presto di poter avere un incontro con lui, visto che quello previsto agli inizi di giugno con l'assessore Chisso per gli eventi noti alla cronaca è saltato. Stiamo attendendo appunto un nuovo confronto con gli amministratori regionali, con Trenitalia, attraverso anche i nostri amministratori locali della linea Venezia-Portogruaro, di cui sono portavoce come pendolare. Ecco, comunque c'è stato una specie di rallentamento, no, nelle trattative, perché proprio l'indomani l'arresto di Renato Chisso voi avevate un incontro e dovevate concordare tutta una serie di esigenze, di richieste. Sì, noi siamo nati come comitato a novembre dell'anno scorso, prima dell'inizio dell'avvento dell'orario cadenzato, che è entrato in vigore il 15 dicembre 2013, e da quella data portiamo avanti le nostre istanze per cercare di migliorare il servizio, soprattutto a favore di quei pendolari che sono stati penalizzati da questo orario. Ecco, e il 5 di giugno dovevate chiedere cosa? Il 5 di giugno portavamo i risultati di un sondaggio che abbiamo messo in atto, che abbiamo predisposto online e che è stato compilato da numerosissimi pendolari della nostra linea. Chiedevamo il ripristino prima di tutto del treno notturno di mezzanotte e 21 da Venezia diretto a Portogruaro, sperando poi in un accordo anche con la regione Friuli Venezia Giulia perché la tratta venisse prolungata fino a Trieste, e il ripristino dei treni al mattino presto per quei pendolari che svolgono i turni mattutini e devono essere sul posto di lavoro per le 6 e quindi a Venezia per le 5:30, diciamo, del mattino. Queste due fasce orarie in particolare sono state penalizzate dall'entrata in vigore dell'orario cadenzato. E poi con l'orario estivo non sono state ripristinate, nonostante voi aveste chiesto il loro ripristino nei mesi invernali. In realtà diciamo. Speravamo proprio che con l'orario estivo almeno queste due richieste che noi riteniamo fondamentali venissero ripristinate. Ecco, ora è passato quasi un mese dal 5 giugno e Zaia ha detto che avrebbe comunque, si è tenuto la delega e avrebbe comunque gestito il servizio. In realtà non si è fatto più sentire. In realtà ha delegato a un rappresentante regionale questo compito che per il momento non ci ha dato ancora risposta, nonostante le nostre richieste. E quindi cosa fate in questo momento? Avete raccolto molte firme? Abbiamo con i nostri questionari raccolto moltissime firme, soprattutto centinaia, si parla di centinaia, per il treno di mezzanotte e 20, perché è un servizio che viene sentito sia dal pendolare che finisce di lavorare alla sera tardi, pensiamo ai locali pubblici, pensiamo agli alberghi, pensiamo alla Fenice, tutti i posti di lavoro per i quali si finisce molto tardi di lavorare, ma anche dai turisti non solo stranieri, anche locali, che vedono in Venezia un luogo di cultura, di svago, di storia, anche di paesaggio particolare dove passare una serata magari con la famiglia o con gli amici, e si vedono tolto la possibilità di rientrare in treno ad un orario decente. Ecco, diciamo che Trenitalia applica su Venezia uno schema che tende ad applicare alle altre città che invece sono completamente diverse, appunto perché ci sono gli alberghi, l'ospedale e la raccolta delle immondizie magari è di tutte le città, però ci sono gli alberghi e i turisti, e questo insomma fa la differenza, diciamo. Sì, no? È la seconda città turistica italiana, Venezia, come presenze. Ecco, ma perché sono stati tolti i treni nelle fasce orarie notturne e nella fascia oraria all'alba, diciamo, comunque nelle prime ore del mattino?
L'orario cadenzato rientra nel grande progetto del sistema metropolitano regionale di superficie. Questo sistema regionale è un progetto che esiste ormai da 15 anni, del quale si discute e si vuole portare in Veneto questo modello che esiste già in altre aree metropolitane. È un progetto che, per essere sostenuto nella sua sostanza, nella sua idealità, andrebbe sostenuto anche finanziariamente. Purtroppo alla data dell'entrata in vigore di questo orario, della messa a punto del sistema ferroviario metropolitano, i fondi a disposizione non sono stati, diciamo, aumentati, almeno la quota regionale. E quindi sono state sacrificate queste fasce. Sono state sacrificate queste fasce che sono le più costose per la nostra regione, perché sono le fasce notturne. E che vengono usufruite da 5.000 pendolari in tutto il Veneto. Bene, possiamo quindi fermarci qui, anche se continueremo ad approfondire questo argomento in un altro approfondimento. Grazie Margherita Botter, e invitiamo altri comitati di altre zone a venire a parlare dei loro problemi.